Calendario e agenda alla mano, segnatevi questa data, mercoledì 24 maggio, tappa numero 17 del Giro d'Italia 2023. Partenza da Pergine Valsugana, arrivo a Caorle. Lungo il tragitto, la corsa in rosa toccherà il Bassanese e sarà una carezza che ancora una volta racconterà del profondo legame tra la nostra terra, il nostro territorio e il ciclismo. Valstagna, Campolongo sul Brenta, Bassano, Rosà, Rossano Veneto e poi via verso la Marca Trevigiana fino al litorale veneziano. Si tratterà di una frazione per velocisti che interrompe le scalate delle grandi montagne, frazione completamente pianeggiante per rifiatare che arriverà il giorno dopo la tappa del Monte Bondone. Poi il 25 maggio, primo assaggio di Dolomiti, che prevede oltre 4.500 metri di dislivello. Si scaleranno in rapida successione i passi Campolongo, Valparola, Giau, Tre Croci, prima dell'arrivo con le tremende rampe che portano sulle tre cime di Lavaredo, dove raramente il tempo è stato clemente in passato. Ma torniamo alla tappa bassanese con 192 km e un dislivello di 300 metri. Fervono già i preparativi, per ora chiaramente solo abbozzati, nelle zone in cui la carovana del Giro riceverà l'abbraccio del pubblico e regalerà una vetrina importante per tutto il territorio.